Si ritorna tra le mura amiche dopo la bella impresa di Caltanissetta, i 3 punti arrivati proprio allo scadere del tempo, con una squadra che ha lottato per non soccombere ed è anche riuscita a vincere. Adesso c'è il Casteldaccia, che squadra troveremo domani, mister? Troveremo una squadra difficile, una squadra che viene da risultati positivi. Ha fatto risultato ad Agrigento, ha vinto in casa con lo Sciacca, con Parmoval, insomma una squadra che bisogna stare molto attenti. È anche vero che noi veniamo da un risultato positivo, da una prestazione sofferta, però ho visto la consapevolezza nella squadra, nella voglia di vincere anche fino alla fine, quindi questo mi lascia ben sperare per domani. L'allenamento settimanale ha dato qualche indicazione in più, ricordiamo ai nostri telespettatori che soffriamo ancora per l'infortunio di Lupo e per le squalifiche subite 2 settimane fa. Sì, assolutamente, le assenze ci sono, lo sappiamo, però dico, non ho mai parlato, non mi piace parlarne anche perché questo è un gruppo forte, l'ha dimostrato anche domenica, rientra dalla squalifica Miano, i ragazzi stanno tutti bene, quindi ho ampia scelta per quanto riguarda gli uomini che ho a disposizione e poi come al solito domani mattina deciderò la formazione. Una formazione che veramente domenica scorsa ha lottato fino alla fine, segno di uno spogliatoio ottimo, di una società vicina e di un allenatore che senza piaggeria, dobbiamo dirlo, fa bene il suo lavoro. Io credo che sia, ci sono tante componenti che in questo momento stanno andando per il verso giusto, sappiamo che siamo in una società solida, una società importante che non ci fa mancare nulla, la squadra si allena abbastanza bene, io e il mio staff credo che stiamo facendo un buon lavoro e credo che i ragazzi apprezzano quello che facciamo durante la settimana, quindi credo che ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene in questo campionato. Un campionato che va avanti, abbiamo visto l'alternanza Acragas-Nissa, Pro Favara proprio di rimpiazzo e sotto ancora Misilmeri ed altre. Sono queste insomma le formazioni che lotteranno per il risultato finale? La classifica dice questo, in questo momento c'è l'N in testa, l'Agragas in seconda posizione, noi alla terza posizione, sicuramente i valori poi rispecchiano un po' quella che è la classifica, però questo non deve significare assolutamente nulla perché noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo fino adesso, bisogna cercare di fare più punti possibile fino alla fine del campionato, poi il campionato è ancora lungo, sono 10 partite, ci sono tanti scontri diretti, può succedere qualsiasi cosa. E il pubblico che continua ad amare la sua squadra, qualche alto, qualche basso, qualche incomprensione, però nel totale c'è veramente una bella amalgama. Assolutamente, poi come ho detto io ci sono tante componenti, come la società, lo staff, la squadra, il pubblico, i giornalisti, queste sono tutte le cose importanti che fanno sì che tutto possa andare per il verso giusto. Se il pubblico in questo momento è soddisfatto di quello che sta facendo la squadra, sicuramente è merito dei ragazzi perché tutte le domeniche danno il massimo e credo che si stanno ritagliando i meriti e gli applausi del pubblico.